Nell'ultimo anno ha battute le liste d'attesa anche nella ULSS 4 del Veneto orientale in tutte le discipline, così dalla stessa azienda ospedaliera. Che è passato da circa 22.000 prestazioni, quali avevamo in lista nel marzo del 2023, alle 5.500 odierne. Questo abbattimento ha riguardato tutte le discipline in modo omogeneo ed è stato guidato dalla cabina di regia regionale, che ha visto la partecipazione della nostra CUP manager e ha permesso di scomporre un problema così complesso come quello delle liste d'attesa in tutta una serie di azioni progressive e graduali che hanno investito tutti gli ambiti del fenomeno liste d'attesa. Criticità tuttora presenti invece per dermatologia e oculistica, il perché è così spiegato. Le quali noi facciamo fatica a trovare gli specialisti e quindi insomma quelle sono più difficili, ecco, da aggredire dal punto di vista dell'attesa.